Abbiamo interpretato per la prima volta la gara in un modo per come l'avevamo preparata, siamo stati bravi, abbiamo sofferto, poi siamo rimasti in 10, ci hanno espulso il portiere, abbiamo avuto altre 2 occasioni da gol, non abbiamo fatto gol e credo che abbiamo interpretato veramente questa volta la gara per come si deve interpretare nel campionato d'eccellenza. C'è una squadra un pochettino sotto un profilo caratteriale particolare e sicuramente venerdì ne dobbiamo parlare e ci dobbiamo sistemare perché sennò molte partite finiranno in 10-9 e quindi è dal ritiro che predico questo discorso, però si vede che dobbiamo agire in maniera diversa e ci dobbiamo fare sentire sia io che sia la società. C'è pure la tensione della gara e magari c'è qualche fallo che l'arbitro non ci ha concesso, che era netto e si vedeva da 10 km di distanza e quindi nascono poi le discussioni tra avversari e tante altre cose. Insomma, noi dobbiamo pensare però a giocare, dobbiamo pensare a fare bene, a concentrarci sulla gara e ad andare avanti in silenzio. Per ora ci godiamo questa vittoria, da venerdì prepariamo l'altra che sicuramente sarà un'altra gara sotto il punto di vista agonistico di alta qualità, di alta tensione, quindi dobbiamo essere pronti, vediamo quelli che recuperiamo degli acceccati e vediamo quello che possiamo fare. I conti si fanno sempre a fine campionato, inizialmente credo che stiamo facendo bene, oggi abbiamo espugnato un campo importante in Coppa dove ci teniamo tanto, però ancora non è finita, fra 15 giorni e abbiamo il ritorno in casa, dobbiamo vedere quello che riusciamo a fare. Vittoria importante fuori casa. Io ho visto la prima giocata, era la stessa giocata che ha fermato l'arbitro. Io ho visto che mi ha prendido della macchia e nada, volevo prenderlo io e por fortuna lo abbiamo fatto. Stiamo migliorando poco a poco, ancora abbiamo preso solo un gol, penso che ha sido un rigore, así que penso che difensivamente siamo bene y nada, si continuamos così è importante per il campionato. La verità è che l'arbitro nel secondo tempo penso che ha fatto tutto per loro e nada, lo importante è che abbiamo vinto e abbiamo difendido bene, penso che non hubo pericolo per loro e nada, è importante il risultato. Dobbiamo pensare perché mancano 2 o 3 giorni che dobbiamo stare con la testa pensando nella partita.